Eccoci qua, Mandi. Devo purtroppo riferire una notizia pessima, una notizia grave, una notizia che mi dispiace veramente dover dare a tutto il Friuli e non solo. Ehm, Ho letto sul giornale stamattina, per cui è pubblico e confermato, il fatto che la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha bocciato il messale romano tradotto dal latino in lingua friulana. Si tratta della terza edizio tipica. Il prototipo del principale libro liturgico friulano era stato preparato da molti anni, da molti decenni ormai, lungo un iter davvero tormentato e complesso, fatto anche di molti rinvii. Ebbene, l'iter sembra concluso, anche se ho letto il presidente della CEI si è affrettato a fare delle dichiarazioni che sembrano ancora, almeno in teoria, lasciare aperta la possibilità di una ulteriore revisione. Si è chiuso con un diniego, un rigetto, per cui l'iter per il momento si interrompe con un provvedimento negativo votato dall'Assemblea straordinaria dei vescovi italiani, che è un'aggregazione di diritto meramente ecclesiastico di livello intermedio tra i vescovi diocesani del Friuli e gli uffici vaticani della Curia Romana, per cui è anche corretto, per chiarezza, andare a precisare quelle che sono le responsabilità di questa notizia davvero, davvero inqualificabile, non solamente per la vita della Chiesa, ma anche più in generale per il riconoscimento liturgico della nostra lingua ladino-friulana, ma non solo, anche delle altre lingue minoritarie senza Stato, riconosciute ad esempio dallo Stato, ma non dalla Chiesa. La CEI, che ha la competenza, diciamo, intermedia sull'approvazione dei libri liturgici, è un'istituzione di diritto meramente ecclesiastico che, voglio dire, è diversa sia dai vescovi diocesani territoriali che stanno alla base, diciamo così, della piramide gerarchica, sia dagli uffici centrali della Curia Romana che stanno in Vaticano e che sono diversi rispetto alle conferenze episcopali che ricalcano invece i confini statali. Per cui chi non avesse ben chiare quelle che sono le articolazioni della Chiesa, è bene che si chiarisca un attimino le idee. Le responsabilità stanno in mezzo e sono responsabilità gravi perché fondamentalmente si impedisce a un intero popolo di usare la propria lingua sulla propria terra per pregare, per cui vi è un chiaro tradimento di quello che è il diritto divino naturale, che viene prima degli stati e anche prima della Chiesa e che ha un rilievo di massimo livello anche all'interno del diritto canonico.
quindi dell'ordinamento ecclesiastico, perché il diritto divino è ben superiore rispetto, diciamo, alla legislazione meramente ecclesiastica, anche liturgica. Per cui, è veramente inqualificabile quello che è avvenuto. Sono davvero molto preoccupato e molto arrabbiato, perché non vi è nessuna motivazione, tecnica che possa giustificare, quello che l'ennesimo torto che, il popolo friulano ha subito, semplicemente secondo la legge del più forte, che non è vera legge, secondo gli insegnamenti dello stesso San Tommaso d'Aquino. Purtroppo siamo di fronte a una decisione meramente politica, sostanzialmente fascistoide, perché è risaputo che da quando vennero firmati i patti lateranensi dalle nostre parti, i preti hanno iniziato a toscaneggiare dal pulpito, per cui non si può escludere che ci siano influenze di natura più che altro politica dietro a questa decisione, che è davvero molto grave dal punto di vista del diritto canonico e soprattutto del diritto divino, che è la Costituzione non scritta della Chiesa e che non è derogabile. Questi organi intermedi, queste conferenze episcopali, simil statali, diciamo, si stanno arrogando poteri sempre più pervasivi, che non hanno alcuna giustificazione di diritto divino in realtà. Quindi sono provvedimenti questi che vanno criticati con la massima convinzione, con la massima forza, senza guardare in faccia a nessuno, perché si tratta sostanzialmente di, come dire, un sopruso che insomma entrerà nella storia, che ben dimostra quanto negativa sia la situazione, insomma il clima, quando si tratta di Friuli e di Friulano. Erano davvero decenni che si stava lavorando a questo grande progetto. Evidentemente dava molto fastidio in alto e più di qualcuno si è messo di traverso per impedire che il cerchio si chiudesse e non si è chiuso, nonostante l'approvazione eh, anche vaticana, ad esempio, di un altro libro liturgico importante, qual è il lezionario, peraltro solo festivo, perché per il friulano, nonostante dal Concilio Vaticano II siano passati tanti anni e tanti decenni ormai, eh, è stato concesso ben poco, nel senso che procediamo ancora, siamo ancora a pezzi, no? Mancava il tassello più grande, più importante e ci è stato appena negato. Per cui davvero la Chiesa non si illuda che questo incidente di percorso, auguriamoci che sia solamente un incidente di percorso, sia limitato a una regione piccola, dimenticata, sottovalutata, che magari a Roma non sanno neanche dove sta sulla carta geografica. Ehm, Questo incidente di percorso è significativo del fatto che viceversa ci sono delle questioni grosse, ecco, ci sono delle questioni grosse di interesse generale, nel senso che nel momento in cui la Chiesa, dopo il Concilio Vaticano II, peraltro discutibilissimo, opta per l'apertura in favore delle lingue volgari, mh, eh, non è possibile andare a, come dire,
andare a continuare ad andare a braccetto con gli stati e a limitare, come dire, andare a continuare ad andare a braccetto con gli stati e a limitare tale novero solamente alle lingue che possono vantare un'organizzazione statuale. Ce ne sono già diverse nel mondo, fra l'altro, che hanno già ricevuto un pieno riconoscimento liturgico pur non avendo uno Stato. Ce n'è diverse in Europa, per cui fra l'altro i friulani non sarebbero nemmeno arrivati per primi in realtà. In Italia, tuttavia, c'è ancora questa mentalità fascistoide che risale probabilmente al regime concordatario instaurato dai patti lateranensi. Quando anche si tornasse al latino, quando anche si tornasse viceversa al latino, rimarrebbero comunque problemi grossi per quanto riguarda le omelie. È proprio dopo il mortale abbraccio con le dittature che sul nostro Friuli proprio le prediche, le omelie sono passate all'italiano. E noi ci ritroviamo dopo molti decenni ad essere sostanzialmente a rischio di estinzione. Tuttavia, il mio invito, dopo aver puntato il dito contro i responsabili, intenderei anche fornire delle soluzioni, perché non possiamo continuare a subire passivamente ogni abuso, ogni violenza, così senza fare niente, senza dare segnali concreti di quella che viceversa deve essere la nostra volontà di resistere, anzitutto, di sopravvivere e possibilmente di rispondere colpo su colpo. È ora di dare un segnale a questi politicanti in tonaca. Quindi la mia proposta qual è? Molto semplice, non violenta, assolutamente civile, sciopero, boicottaggio. Rinunciamo a donare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Facciamo leva diciamo, l'unico argomento sul quale forse la CEI è sensibile, no? Proviamo a negare il nostro contributo di 1 milione di friulani, di 600.000 friulanofoni diciamo, al contributo CEI. Evitiamo di dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Non è obbligatorio, si può anche cambiare. Diamolo agli ortodossi, datelo a chi volete, ma non alla CEI a questo punto. Diamo un segnale forte di come dire, autocoscienza e di protesta dura. Vediamo magari se le offerte dell'8 per 1000 dal Friuli iniziano a diminuire sensibilmente, se i friulani e soprattutto i friulanofoni danno un segnale forte alla CEI, magari miracolosamente l'iter di approvazione del messale friulano tradotto dal latino in lingua friulana, anche perché la CEI non ha in realtà ragioni di interferire, ragioni tecniche per interferire, ecco, magari questo iter si sbloccherà, non lo so, facciamo un tentativo. Quindi veramente facciamo girare questo video anche per lanciare questa proposta di protesta. Non ci resta altro da fare.
mi ero morso la lingua all'inizio di quest'anno, di questo 2023, quando c'era stato l'ennesimo rinvio, l'ennesima complicazione procedurale, sperando che giovasse all'approvazione finale del libro liturgico più importante, atteso da decenni, ripeto, da almeno 2 decenni, dall'approvazione del lezionario all'inizio di questo nuovo millennio, e così non è stato. Ora non ci resta che provare, come dire, eh, tentare la prova di forza. Del resto, la legge del più forte è l'unica legge che alla CEI riescono a intendere. Per cui, se vogliono la guerra, l'avranno. Vi ringrazio e se potessi vi benedirei. Continuate comunque ovviamente a coltivare la vostra fede, magari facendo riferimento alla nostra Chiesa aquileiese, alla nostra più grande e autentica tradizione aquileiese, in relazione alla quale vi inserisco in descrizione qua sotto un link che dimostra anche quanto sia davvero umiliante per noi dipendere da certe istituzioni ecclesiastiche che davvero di divino non hanno nulla. Davvero. Bene. Bisognava dare un segnale e mi auguro che questa mia proposta venga diffusa e soprattutto seguita per non lasciare che ecco, nessuno dica nulla e che nessuno faccia nulla per quello che in realtà ci spetta per diritto divino. Quindi proprio veramente è ora di finirla di subire passivamente queste provocazioni. Chiediamo un minimo di rispetto perché ci sono popoli in giro per le foreste dei tropici che non hanno uno Stato ma hanno il loro messale, mentre in Friuli sembra impossibile avere un minimo di normalità, per cui veramente siamo messi male. È ora di finirla, veramente, è ora di finirla. Forza e coraggio sempre, non molliamo mai, andiamo sempre avanti. E prima o poi, se teniamo duro, vedrete che forse non ci chiederanno scusa, ma qualcosa arriverà, almeno spero. In ogni caso facciamo un tentativo che male non fa. E, visto che evidentemente finora siamo stati troppo buoni, forse è il caso di, come dire, non essere cattivi, ma semplicemente far valere i propri diritti naturali. Che ci illudevamo l'ordinamento canonico riuscisse a tutelare un po' meglio rispetto a quello statale, che peraltro, almeno teoricamente, se non altro ci riconosce anche legalmente. Cosa che la Chiesa Cattolica, perlomeno in Italia, ha ancora molti problemi a garantirci effettivamente e non solamente in teoria. Poi peraltro l'approvazione teorica dei libri liturgici nemmeno basterebbe, perché si tratterebbe di discutere anche del concreto utilizzo cosiddetto pastorale che poi effettivamente viene fatto dei libri liturgici ad esempio già approvati, ma questo è un altro discorso. Adesso ci tocca fare una cosa alla volta perché è eclatante che ci abbiano negato
addirittura un riconoscimento anche solamente teorico sulla carta, quando davvero in realtà eh, a- avremmo avuto, abbiamo e avremo sempre più tutte le carte in regola per ottenere semplicemente quello che ci spetta, ripeto, per diritto divino. Mandi a Duce.